Questa passione è nata per caso grazie a un corso regionale per cassaintegrati. Quando sono entrata nel laboratorio Orafo ho capito che era un lavoro che a me sarebbe piaciuto fare e che poi alla fine ho fatto. È una passione che è cresciuta con l'andare del tempo grazie all'aiuto di molti bravi orafi sardi che ho conosciuto durante il mio percorso. Tra tutte le creazioni, la corbula è quella che io prediligo. Mi piace realizzare la corbula in modo tradizionale, però mi piace rivisitarla in uno stile moderno. Dopo anni di prove, di tentativi, è nato finalmente il mio stile, quello di smaltare la filigrana, di smaltare le corbule, di smaltare il canottiglio e quindi di riempirlo, quindi non più con il grano sopra, ma riempirlo con lo smalto.